At the Salone degli Incanti in Trieste, a public talk explores how art, fashion and sustainability intersect, featuring curator Maurizio Giani and photographer Andrea Varani, followed by a guided visit to the SCART exhibition. Allora, SCART è innanzitutto un progetto che esiste esattamente da 28 anni, quindi in 28 anni è cambiata anche la cultura di noi cittadini e questo lo dobbiamo ovviamente prendere atto. SCART ha visto in 30 anni tantissime evoluzioni, ma rimanendo sempre fissi su un obiettivo: alzare l'attenzione sui temi di recupero, riuso, riciclo, oggi si dice appunto economia circolare e sostenibilità. Parole che nel 98, quando è nato questo progetto, non esistevano nemmeno. Quindi SCART è un esempio virtuoso di economia circolare, dove si percepisce perfettamente la materia da cui siamo partiti alla realizzazione di un'opera d'arte che poi venga apprezzata in mostre come questa, che ad oggi hanno fatto 20.000 visitatori. Io in realtà ho fotografato non i robot, che è l'evento principale di questa edizione, ma gli abiti. Gli abiti l'abbiamo fatto già qualche anno fa e l'eccezionalità del progetto, al di là di averlo fatto con un carissimo amico, è che era molto vicino a quello che da tutta la vita è il mio lavoro, fotografare moda, e con la sfida di rendere ciò che per la maggior parte delle persone è scarto, renderlo invece desiderio.